Buongiorno, i titoli. Per la prima volta dopo 12 anni dalle indagini su Mario Biondo, il palermitano trovato morto nella sua abitazione a Barcellona e archiviato come suicidio, un tribunale spagnolo, quello di Madrid, apre all'ipotesi dell'omicidio più volte chiesta dalla famiglia. A Gela arrestato il compagno della donna romena picchiata a morte, il bracciante agricolo, suo connazionale, aveva dichiarato che era stato un incidente domestico. A Catania ancora violenza, un giovane straniero aggredito, trovato armato e denunciato, ignoti i motivi del pestaggio. A Palermo c'è un nuovo pentito di giustizia nel quartiere di Brancaccio. Le dichiarazioni di questo collaboratore potrebbero scompaginare il mandamento che ha nel pizzo una delle prime entrate economiche. In arrivo anche i droni per combattere l'inciviltà a Catania. L'amministrazione comunale rilancia la lotta all'abbandono dei rifiuti. Sabato e domenica tornano le giornate FAI, tantissimi luoghi spesso inaccessibili durante l'anno che potranno essere visitati. Il tema è Sussurri del tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Calcio, la vittoria del derby contro il Siracusa ridà slancio il Catania, invece in crisi profonda per gli uomini di Turati alla 7ª sconfitta stagionale. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, per la prima volta dopo 12 anni dalla morte di Mario Biondo, un tribunale spagnolo, quello di Madrid, apre all'ipotesi dell'omicidio. Sentiamo Lorena Dolci. Arriva la tanto attesa svolta sulla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita il 30 maggio del 2013 in Spagna. 12 anni dopo la morte, un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che potrebbe non essere stato suicidio, accogliendo così la tesi del tribunale di Palermo, che invece indicava come probabile l'ipotesi dell'omicidio. Nel provvedimento si parla di una denuncia contro determinate persone, di numerose prove, ma i giudici spagnoli respingono l'appello dei familiari della vittima, poiché il fatto è passato in giudicato. Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato ad una libreria nella casa in cui viveva con la moglie, la presentatrice spagnola Raquel Sánchez Silva, che però era in viaggio. In Spagna il caso fu subito archiviato come suicidio, ma la famiglia Biondo ha sempre contestato questa conclusione. Il Tribunale di Palermo ha archiviato l'inchiesta per decorrenza di termini, affermando però che c'erano degli elementi per far pensare ad una messa in scena per coprire l'omicidio. Giovedì a Barcellona la famiglia Biondo terrà una conferenza stampa per diffondere i dettagli della vicenda e annunciare il ricorso davanti al Tribunale Costituzionale. In parallelo chiederanno anche i danni all'amministrazione della giustizia per la cattiva gestione dell'inchiesta, dell'autopsia e per la decisione finale di archiviare il caso. Adesso a Gela, dove è stato arrestato il compagno della donna romena uccisa proprio da questo bracciante agricolo che è suo connazionale, il quale aveva dichiarato addirittura all'inizio, per nascondere appunto l'omicidio, che si era trattato di un incidente domestico. GR Italia. Sarebbe stata uccisa al culmine di una lite nella sua abitazione di Gela, nel quartiere San Giacomo. La vittima è Veronica Abasa, 64 anni, cittadina romena. A colpirla, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il convivente, anche lui romeno, un bracciante agricolo di 40 anni. La tragedia si è consumata nella notte del 17 settembre, al termine di una violenta lite, forse amplificata dall'alcol. I vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato fermato poche ore dopo e adesso si trova in carcere. Durante l'interrogatorio avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L'autopsia ha confermato che la donna è morta per le gravi ferite riportate durante l'aggressione. Un nuovo episodio di violenza domestica che sconvolge la città. Domani la Procura di Gela terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'indagine. Ci occupiamo ancora dell'inchiesta sul rapimento lampo a Vittoria del 17enne rilasciato dopo 24 ore. Passa così alla direzione distrettuale antimafia di Catania. Il fascicolo della procura di Ragusa, che aveva escluso l'ipotesi dell'estorsione, potrebbe seguire invece proprio questa pista e quella della criminalità organizzata sul territorio ragusano. Intanto ieri nuovo colloquio con gli inquirenti per il 17enne, nuovamente convocato in commissariato. Gli investigatori hanno posto alcune domande e hanno chiesto chiarimenti su alcuni dettagli dell'episodio di cui è stato vittima.
Adesso a Catania, dove un giovane straniero è stato selvaggiamente picchiato, però era stato anche trovato da armato e quindi è stato denunciato. Questo episodio riporta l'attenzione sulla violenza, soprattutto nel centro storico. Eva Spampinato. Un'altra serata di paura nel centro storico di Catania. Un giovane straniero è stato preso a botte da 3 persone in via Lavandaie, alle spalle di Villa Pacini, proprio sotto gli occhi delle persone che passavano da lì. I motivi ancora sconosciuti. Sono stati proprio i passanti, sconcertati da quello che stava accadendo, a lanciare l'allarme alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno visto delle persone darsi alla fuga. Il giovane extracomunitario con permesso di soggiorno è stato portato al pronto soccorso con diverse ferite, ma allo stesso tempo è stato denunciato perché lo hanno trovato in possesso di un coltello. Il pronto intervento degli agenti ha evitato il peggio, ma la preoccupazione resta alta. Negli ultimi mesi si registrano aggressioni sempre più frequenti nel centro storico. Spesso si tratta di liti tra stranieri, quasi sempre con armi in mano. Solo pochi mesi fa un altro accoltellamento in Corso Sicilia, prima ancora una lite tra posteggiatori abusivi degenerata in aggressione mortale. Andando ancora a ritroso, una donna aggredita mentre passeggiava in centro. La questione sicurezza nel centro storico diventa sempre più pressante. Cittadini e turisti chiedono più presenza delle forze dell'ordine e sistemi efficaci di prevenzione. Occorre disinnescare il clima di paura che serpeggia nelle strade della città. Adesso a Palermo, dove c'è un nuovo collaboratore di giustizia nel quartiere di Brancaccio, le dichiarazioni del pentito potrebbero scompaginare il mandamento che ha nel pizzo una delle prime entrate economiche. Marco Gullà. Brancaccio e altri esponenti mafiosi tremano. C'è un nuovo collaboratore di giustizia, si chiama Vincenzo Petrocciani, ha 43 anni ed è stato condannato a 11 anni in primo grado nel processo al clan mafioso di Brancaccio. Petrocciani collaborerà con la giustizia ed è stato trasferito già in una località protetta. Il suo pentimento è emerso alla vigilia della sentenza del processo di appello nato dal blitz denominato Stirpe, un'operazione che ha fatto emergere uno spaccato desolante con tantissimi imprenditori messi in ginocchio dalla mafia e costretti a pagare il pizzo. Le dichiarazioni del nuovo pentito potranno sicuramente permettere di fare una radiografia ancora più definita del mandamento di Brancaccio e ovviamente procedere con altre indagini e arresti. Nonostante però alcune denunce da parte dei commercianti stanchi di dover pagare il pizzo, in tante altre parti della città il racket continua ad essere imposto, come a Mondello, stando a quello che dice l'imprenditore Giuseppe Piraino, colui che ha denunciato diverse volte i suoi estortori. Mondello paga tutta, Mondello e Partanna pagano il pizzo, a Mondello si paga il pizzo, pagano tutti, tutti significa tutti, specialmente al Valdesi. Mettetevelo in testa questo, mettetevelo in testa, pagate tutti, omertosi, veramente omertosi, deboli, e vorrei capire a chi lo pagate, perché pure i marciapiedi sapete a chi pagate il pizzo a Mondello e Partanna. Pure le piante, qua questo, se gli dici il cognome ti esce fuori. È il 2025 e il tessuto commerciale di Palermo è ancora annerito dalle richieste di Cosa Nostra. In pochi denunciano, in molti pagano e subiscono. È stata svegliata dal coma farmacologico la 19enne che si era lanciata sabato dall'auto in corsa durante una lite con il fidanzato. Sentiamo Lorena Dolci. Migliorano le condizioni della ragazza caduta dall'auto durante una lite con il fidanzato, riportando una grave emorragia cerebrale. La prognosi rimane riservata, ma c'è un cauto ottimismo sulla ripresa. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la 19enne dal coma farmacologico indotto. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello che è accaduto venerdì sera, confermando il racconto fatto ai sanitari quando era ancora cosciente. Abbiamo litigato, io volevo tornare a casa, lui mi ha detto no, ti riaccompagno io. Allora ho aperto la portiera e mi sono lanciata dall'auto in movimento, sbattendo la testa sull'asfalto. L'incidente si è verificato nel quartiere Canalotto di Piazza Armerina, dove i giovani sono ben conosciuti. Nelle prossime ore la 19enne sarà interrogata dalla polizia, che ha già sentito il fidanzato, un 20enne che lavora in pizzeria, e alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. A combattere l'inciviltà a Catania arriveranno anche i droni. L'amministrazione comunale continua e rilancia la lotta all'abbandono dei rifiuti dopo i vigili assunti, in arrivo nuove iniziative di contrasto. Sentiamo Desiree Ferlito.
A breve faremo un intervento importante con di videosorveglianza, faremo un acquisto importante e speriamo che con questi accorgimenti e confidando sempre nella collaborazione e la sensibilità dei cittadini possiamo migliorare. Anche droni contro gli sporcaccioni. L'amministrazione Trantino potenzia le forze in campo contro l'inciviltà e presto 20 droni entreranno in azione a Catania per presidiare il territorio dall'alto su percorso tracciato, con l'obiettivo di scovare gli abitué del sacchetto abbandonato. Altre 40 telecamere fisse agiranno invece nelle zone più sensibili della città, dove sono presenti delle vere e proprie discariche a cielo aperto, mentre altrettante fototrappole saranno spostate di zona in zona per contrastare i cumuli di rifiuti ormai presenti anche nelle aree più centrali della città. Le fototrappole, spiega l'assessore all'ambiente Massimo Pesce, agiranno con un raggio di azione di 40 metri, estrapolando il reato. Lo scatto velo-incivile verrà poi trasmesso direttamente alla centrale operativa. Queste novità aspettano la delibera del Consiglio Comunale attesa nei prossimi giorni e potrebbero essere in funzione entro un mese. Dopo l'arrivo dei 100 nuovi vigili a Catania, dunque, l'amministrazione continua e rilancia con questa importante iniziativa, finalizzata al rispetto delle regole in città, che spesso regala cartoline poco edificanti. A Messina matrimonio celebrato ma mai trascritto. La scoperta dei due coniugi all'atto della separazione ha portato tutti in tribunale, persino anche il sacerdote. Sentiamo Francesco Triolo. Davanti a quest'altare hanno detto sì, promettendosi amore eterno, un amore durato poi appena un anno. Quel matrimonio celebrato qui nel santuario di Montalto nel 2009 però per lo Stato non è mai avvenuto, perché l'atto civile non è stato trascritto dal parroco Don Lorenzo Campagna, non ci sono quindi effetti legali e civili. Così due sposi non sposi sono finiti in tribunale, con la donna che ha chiesto all'ex marito il risarcimento delle spese sostenute tra cerimonia, viaggio di nozze e mobili per la casa, ma il Tribunale ha respinto il ricorso. I tre giudici del primo grado, secondo grado e Cassazione hanno ritenuto non foriera di danni per la mia assistita. Don Lorenzo Campagna, oggi 86enne, è restio a parlare. Lo fa nella sua stanza della canonica di Montalto, solo, senza essere inquadrato. E in mezzo a tutte quelle pratiche mi è sfuggito di far pervenire l'atto di matrimonio al comune. Ma tutto questo non sarebbe successo se i coniugi, da me ripetutamente avvisati e sollecitati anche dal comune, avessero effettuato la trascrizione tardiva consentita dalla legge. Ed era questa infatti la soluzione, effettuare una trascrizione tardiva con la firma dei due, ma l'uomo ha deciso di non firmare. Quel matrimonio, è proprio il caso di dire, non sa da fare. A Catania è un flop la pista ciclabile su via Santa Sofia, mentre nelle vie Bergamo e Varese il tracciato è ostruito dalle auto in sosta vietata. I residenti dicono così è totalmente inutile. Tonino De Mana. Pericolosa sì. È il commento dell'unico ciclista incontrato in quasi 2 ore in via Santa Sofia. Lui, come tanti altri, boccia la pista ciclabile che, in alcuni punti, per la verità, somiglia ad un percorso ad ostacoli o ad un parcheggio. Auto in sosta vietata nelle vie Bergamo e Varese, tracciato ostruito e reso impraticabile anche per i pedoni, costretti a servirsi della sede stradale. Secondo me ha poca utilità, perché parcheggiano le macchine soltanto e non viene utilizzate. È una pista ciclabile, ma la gente la usa come parcheggio perché non passa mai nessuno. Invece di fare la pista ciclabile devono fare dei parcheggi in fondo per la metropolitana. Mobilità insostenibile a Catania, dove pericoli e paradossi si rincorrono. C'è un lato dove la direzione ovviamente in discesa ha una sola corsia, dall'altro dando il doppio senso di marcia, ma siamo sempre sulla stessa direzione con una carreggiata che è stretta. Ripido, assolutamente sconsigliato in discesa e tragicomico l'innesto con la già pericolosa circonvallazione. Basta seguire la fine del tracciato in blu per rendersene conto, con l'immaginario ciclista costretto a risalire un gradino per arrivare sul marciapiede e raggiungere così l'attraversamento pedonale. D'obbligo il segno della croce. Breve pausa e poi ci occuperemo delle giornate FAI in Sicilia.
Sabato e domenica tornano le giornate Fine in Sicilia, tantissimi luoghi, spesso inaccessibili durante l'anno, che potranno essere visitati. Il tema di quest'anno è Sussurri del tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Adelaide Barbagallo. 2 giorni per visitare dimore, palazzi storici, chiese, parchi e giardini, siti poco conosciuti e non sempre aperti al pubblico. Sabato e domenica tornano anche in Sicilia le giornate FAI di autunno, il grande evento nazionale che apre eccezionalmente luoghi straordinari raccontati con passione dai volontari del FAI e dagli studenti apprendisti ciceroni. Per l'edizione TNEA il tema scelto è Sussurri del tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Si tratta di un invito a lasciarsi guidare non solo dallo sguardo, ma anche dall'immaginazione e dalla memoria collettiva. La presentazione a Palazzo della Cultura di Catania. Abbiamo scoperto l'ennesimo gioiello nascosto, saremo nel territorio di Piedimonte Etneo e visiteremo una chiesetta abbaziale pensata un po' basiliana. Chiaramente sono i resti di un complesso molto grande, probabilmente c'era anche un complesso monastico insieme a questa chiesetta, è una chiesetta consacrata. 3 i percorsi tematici, verde, giallo e rosso, rappresentano altrettante chiavi di lettura. Il verde celebra l'ambiente e i paesaggi etnei, il giallo rievoca i fasti della nobiltà e la magnificenza delle arti tra saloni affrescati e palazzi storici. Il rosso raccoglie le tracce della storia e della letteratura nei luoghi che hanno ispirato autori, movimenti culturali e la vita civile delle comunità. Il paradosso del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina viene premiato a Washington come eccellenza mondiale, prima volta per una struttura in Italia, ma la regione lo declassa a semplice SPOC di Palermo. Sentiamo Francesco Triolo. Il centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina continua a raccogliere premi, l'ultimo a Washington, dove il Bambino Gesù ha ricevuto il Gold Level Health Award per l'eccellenza raggiunta nei supporti salvavita, un riconoscimento che premia programmi in tutto il mondo che si distinguono per l'implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l'assistenza sanitaria e che rappresenta per i pazienti e le famiglie l'impegno e l'alta qualità, con protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. A ritirare il prestigioso premio la dottoressa Rosanna Zanai, la dottoressa Daniela Grasso, la dottoressa Ines Andriani e la dottoressa Chiara Tornambè. Il CCPM di Taormina è la prima struttura in Italia a ricevere questo riconoscimento e la quinta in Europa. Tutto questo sembra paradossale, mentre cresce la polemica sul futuro del reparto. L'inserimento come SPOC di Palermo potrebbe indurre il Bambino Gesù a lasciare l'ospedale San Vincenzo, soprattutto a causa dei numeri inseriti nella relazione presentata dalla Regione al Ministero, numeri che secondo diversi fronti politici e sindacali non sarebbero veritieri, ma solo spiegati da logiche politiche per favorire Palermo. Una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania ha vinto il derby col Siracusa 2-0, soddisfatto Toscano, meno Turati per il Catania, il ritorno alla vittoria dopo un mese, per il Siracusa la 7ª sconfitta stagionale. Marco Carli. Un gol per tempo, 2-0 finale, nessun rischio corso. Il Catania torna ai 3 punti con un piano tattico studiato in settimana ben eseguito che non ha soddisfatto i tifosi dal punto di vista del gioco, soprattutto nella fase iniziale del secondo tempo, ma che per meriti propri e dei meriti del Siracusa racconta di una partita vinta alla fine giustamente. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno fatto una partita perfetta, hanno interpretato il piano gara che avevamo preparato durante la settimana, perché se non affronti il Siracusa in questa maniera ti crea sempre pericoli. I gol, l'ormai solito Lunetta aveva detto prima della partita: basta giocare, il ruolo conta poco, lo dimostra anche nel derby. 5º gol stagionale. Nella ripresa l'altro bomber, anche se di mestiere fa il difensore, Mario Ierardi, destro preciso e soprattutto l'intuizione di seguire l'azione. 3º gol in campionato. Siracusa poco, anzi nulla in attacco, 7ª sconfitta, ma soprattutto la prestazione non ha convinto Turati, nonostante una squadra che ha tenuto per diverse fasi il pallino del gioco.
Noi non siamo stati assolutamente bravi e non siamo stati brillanti come in altre occasioni ad impensierire la difesa avversaria, quindi andiamo via molto rammaricati da qua. In casa Catania c'è il ritorno di Caturano, accolto trionfalmente dal pubblico. Ha avuto 2 occasioni, non le ha concretizzate, ma le sensazioni, dice, sono positive. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia e penso che tutta la piazza se ne sia accorta, perché ci tengo tanto a dare una mano e un mio contributo a questa piazza, a questa società, a questi ragazzi che veramente se lo meritano. Per la Serie B adesso il sosta di campionato, il Palermo tornerà in campo domenica 19 per il big match contro il Modena al Barbera, da valutare il difensore Bani. Marco Gullà. Dopo una notte da primo in classifica, il Palermo è tornato secondo, scalzato dal Modena che ha battuto per 2-0 l'Entella. Poco cambia, dopo la sosta al Barbera ci sarà proprio il big match tra i rosanero e i canarini. Il 19 ottobre alle 15 i siciliani avranno la possibilità di controsorpassare il Modena dell'ex Di Mariano, titolare inamovibile della squadra di Sottil. I numeri esaltano l'operato del Palermo, soprattutto in difesa, con 3 soli gol subiti. L'ultimo segnato dallo Spezia, indolore, e che non ha inciso sul risultato finale. È importante perché secondo me con la difesa si vince i campionati. Peccato che abbiamo preso gol, perché un gol che non potevamo fare, diciamo, tanto. Terminato il tour de force, il Palermo può tirare il fiato. Inzaghi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra, che rientrerà in città mercoledì per la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Torretta. Mercoledì sono in programma gli esami per Bani. Il difensore ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra ed è stato sostituito a metà primo tempo della gara con lo Spezia. Non sembra nulla di grave, ma le sue condizioni vanno valutate in vista della ripresa. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.